una maratona di quasi 2 ore e mezza, con 2 set finiti ai vantaggi ed altrettanti decisi solo in volata, consegna i 3 punti alla Igor Gorgonzola Novara in un derby del Ticino che ancora una volta non tradisce le attese, regalando spettacolo, emozioni ed anche momenti di ottima pallavolo. Alla fine vincono le campionesse d'Europa che rimediano con il carattere e la classe ad una situazione di perdurante emergenza, ancora prive delle 2 opposte Mlakar e Brakocevic, domando la voglia di fare l'impresa della Unity World Booster Arsizio, che però commette l'errore di concedere troppe opportunità ad una squadra che difficilmente perdona quando le concedi tante seconde occasioni. È accaduto così nei primi 2 set, vinti entrambi da Novara in rimonta ai vantaggi, il primo annullando un set ball, il secondo cancellandone addirittura 4 a Booster Arsizio, che si arrende sul 31-29. Determinante la prestazione al servizio della regista statunitense di Novara, Maika Hancock, che onora il premio per il miglior servizio della stagione 2018-2019, consegnatole ad inizio gara da Consuelo Mangifesta, marcando a fuoco la gara con 8 ace che fanno impazzire il palo della Igor Gorgonzola. La regista ha però anche il merito di mettere in partita tutte le sue attaccanti, appoggiandosi all'inizio soprattutto su Eliza Vasileva, ma trovando in Stefania Velkovic e Megan Cornell le soluzioni vincenti nei momenti caldi della gara. Dall'altra parte della rete non è da meno una brillantissima Alessia Orro, non sempre sostenuta al meglio dalla ricezione, dove fa comunque bene l'esordio il libero cinese Wang, ma capace di distribuire con buona misura il peso dell'attacco in una serata in cui Lau segna tanto ma sbaglia altrettanto, mentre Herboz e Gennari danno una spinta importantissima. La gara, come detto, si è decisa nei concitati finali dei primi 2 set ed in un quarto parziale nel quale Novara, dopo aver subito la reazione delle ospiti nel terzo, ha avuto il grande merito di tenere sopra il controllo, reagendo anche all'ennesima fiammata delle farfalle prima di dare la spallata decisiva con l'ace di Hancock e le fiammate di Velkovic per un 3-1 pesante, viste le condizioni difficili in cui la squadra di Barbolini si sta muovendo. Proprio il tecnico novarese ad inizio gara ha ricevuto il premio intitolato a Sergio Guerra come miglior allenatore della scorsa stagione, l'ennesimo riconoscimento di una carriera pazzesca.